Procede spedita la requisitoria dei magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo nell'ambito del processo a carico di 52 imputati del troncone abbreviato della maxi inchiesta Montagna, che il 22 gennaio dello scorso anno fece scattare la retata contro i nuovi presunti affiliati mafiosi della provincia di Agrigento. La scorsa udienza era toccato al PM Geri Ferrara entrare nelle viscere del mandamento della Montagna e spiegare rapporti e famiglie che si snodavano sul territorio. Ieri invece il sostituto procuratore Alessia Sinatra, nella seconda delle 3 udienze previste per la requisitoria, ha affrontato il tema delle estorsioni. Appalti per le reti ferroviarie, lavori di ampliamento del cimitero di Raffadali, il rifacimento di una piazza e della segnaletica San Biagio Platani, la messa in sicurezza della diga Castello, il recupero di immobili destinati alla riqualificazione del centro storico di Bivona, il parcheggio in contrada Canolotto ad Aidone finalizzata alla fruizione turistica della Venere di Morgantina e ancora assunzioni e forniture. Affari che andavano da poche centinaia di euro a migliaia. Le ditte venivano suddivise in avvicinabili o non avvicinabili in base alla propensione dei loro rappresentanti di denunciare. E in effetti, degli oltre 25 episodi documentati dalle forze dell'ordine, sono quasi la metà gli imprenditori che preferiscono non denunciare. Per questi ultimi le vie erano segnate, si cominciava con l'avvicinamento interlocutorio per poi passare a veri e propri avvertimenti che consistevano in danneggiamenti. Richieste estorsive mosse anche nei confronti di cooperative che gestiscono i centri di accoglienza per minori rifugiati. Il processo è per numeri il più importante degli ultimi anni in tema di mafia in provincia di Agrigento. 52 persone a processo con rito abbreviato, altre 6 tra cui l'ex sindaco di San Biagio Platani hanno scelto il rito ordinario, 14 le parti civili ammesse. Si torna in aula il 4 febbraio quando verranno illustrate, dopo aver affrontato il capitolo degli stupefacenti, le richieste dell'accusa.